arrivati a convocare l'assemblea di oggi, naturalmente, e è successo un fatto in cui ovviamente noi non abbiamo nessuna responsabilità, nessuno ci ha comunque imputato una qualche responsabilità per questo, però certamente la Casa del Popolo è stata coinvolta in una vicenda che insomma era meglio che non accadesse. Comunque io un paio di spiegazioni intanto ve le do e credo che alcune cose siano emerse abbastanza con chiarezza, ad esempio in una serie di articoli giornalistici, interventi che abbiamo fatto io e il compagno segretario di Rifondazione Comunista Giuseppe Palomba, che è fuori ad aspettare per spiegare insomma i fatti e gli accadimenti insomma, che hanno prodotto o in cui è molto meglio dire si è tentato di coinvolgere la Casa del Popolo. Qua abitava una persona che era venuta qua qualche anno fa ormai, una donna tunisina con il marito era un italiano e lui aveva appena avuto un ictus, era in pessime condizioni di salute e stavano in strada, non avevano casa. Naturalmente e ci dicevano che non avevano avuto risposta dal comune e dai servizi sociali. Questa è una cosa che accade normalmente, non è che sia una novità per chi sta qua dentro, insomma, chi partecipa a questa assemblea. Sappiamo che molto spesso insomma, ci si trova di fronte a un muro di indifferenza o a risposte negative e noi li abbiamo ospitati. Successivamente questa signora, tra l'altro con il bando Bitonci, più che la signora e il marito, ha avuto l'assegnazione di un alloggio popolare in un altro quartiere di Pisa. Questa signora aveva ancora roba nel senso i suoi cucine, roba insomma di casa nella stanza e siccome noi non è che usiamo la forza per allontanare le persone, non è nostra abitudine, abbiamo chiesto vai insomma se hai avuto una casa vai. Poi dopodiché questa è stata per qualche mese in Tunisia, è ritornata e noi abbiamo visto che caricava, io ho visto, stava caricando, l'ha visto anche chi è venuto qua a fare delle fotografie per il gazzettino, che sul furgone c'erano ancora mobili di casa, e materassi e altro. Questa signora comunque è stata fermata all'imbocco dell'autostrada mentre stava andando all'imbarco per la Tunisia e nella perquisizione del camion sono stati trovati giacche, biciclette, giacche insomma di un certo valore, biciclette eccetera, che erano state rubate a Padova e che alcune di queste cose erano afferenti alle bottino delle spaccate. Di alcune spaccate. Buonasera. Queste spaccate pare siano state opera del fratello della signora. In merito del fratello della signora, noi questo l'abbiamo anche detto, avevamo avuto un problema un paio di anni fa perché questo signore aveva tentato insomma di sostituirsi alla sorella e entrare in casa con la moglie e 2 bambini minori. Poiché abbiamo visto che questo signore si maltrattava la moglie, abbiamo chiamato la polizia e abbiamo fatto intervenire i servizi sociali. La moglie è stata portata in una struttura di accoglienza e il marito è stato naturalmente allontanato, perché noi ovviamente non permettiamo che questo. Tanto per dire insomma che sul piano dell'esercizio del controllo, insomma del rispetto di certi comportamenti e certe regole, noi siamo sempre stati diciamo molto determinati e molto tempestivi, sempre avendo rispetto delle persone, perché noi pensiamo che comunque abbiamo sempre a che fare con persone e tutte le persone comunque hanno
diritti e dignità che vanno rispettati. Bene, questo per dire, poi voi avrete visto anche voi sui giornali, Casa del Popolo, più volte è venuto fuori, insomma, che qua era il deposito della refurtiva. Io non lo so, quello che so, quello che abbiamo mostrato anche ai fotografi del Gazzettino, è che la stanza dove abitava la signora non è ancora chiusa a chiave e sicuramente non è stata mai perquisita. In questi locali non è mai venuta la polizia. Io adesso non lo so, noi abbiamo detto che siamo a disposizione, abbiamo comunicato in forma diretta e indiretta alle forze dell'ordine e a chi sta indagando la nostra piena disponibilità. Non abbiamo avuto nessuna comunicazione, però comunque qualche dubbio si può anche avere, insomma, no? Adesso senza voler fare, però dire che questo era il deposito della refurtiva probabilmente è frutto di quello che ha detto la signora. La domanda che ci poniamo noi, può essere vero, che magari questo serve a occultare il fatto che esistono altri luoghi dove possono esserci, come dire. Non la buttiamo là. Comunque il dato certo è che in questi locali e nemmeno della stanza della signora Torch, Munira Torch, non è stata fatta nessuna perquisizione. Bene, a noi è stato chiesto, ma noi stavamo già parlando con l'amministrazione del fatto di trovare una soluzione per le persone che vivono qui dentro. Qua ci sono persone che vivono in questa casa, tutti quelli che sono venuti qua sono venuti perché non avevano altra soluzione. Cioè non è che sono venuti qua perché gli piaceva di venire qua. Sono venuti qua perché l'alternativa era stare sotto un ponte o in mezzo alla strada. Chiaro? Qua sono passate tante persone, tante famiglie, sono famiglie che hanno trovato, gente che poi ha trovato lavoro, ha trovato casa, si è sistemata. Qua siamo arrivati a avere anche 17 bambini dentro questa casa. Adesso ne è rimasto solo uno, ma ne avevamo avuti anche 17, cioè qua c'erano i giochi per bambini, la piscina, cioè c'è stato un momento, diciamo anche nella fase più critica dell'emergenza abitativa, e le dimensioni della presenza anche di bambini erano, ma questi bambini erano qua perché non sapevano dove andare, ragazzi, cioè, questo è il punto. Le famiglie erano qua perché non avrebbero avuto altro posto dove andare, perché voi lo sapete che purtroppo per scelte politiche molto chiare, molto nette, in questo paese negli ultimi 20 anni, 30 anni, le politiche che sono state fatte sono andate a favorire la rendita immobiliare e la speculazione. Mentre, non so, negli anni 60 e 70 si costruivano case popolari, no? Blocchi di case popolari che si vedono a Padova non sono recenti, c'è stata qualche acquisizione recente quando abbiamo avuto per fortuna come assessore la compagna Ruffini, ma è stato, come dire, una breve estate. Per il resto abbiamo avuto l'inverno e continua l'inverno della svendita delle case popolari, del patrimonio pubblico, eccetera. Questo naturalmente in un quadro dove la gente ha sempre meno possibilità economiche. Cioè, questo riguarda gli italiani come riguarda gli immigrati, cioè, gli stipendi e i salari sono assolutamente incompatibili con quelli che sono gli affitti che vengono chiesti in questa città. In questa città c'è stata una speculazione immobiliare formidabile. Chi ha visto cosa c'era in via Artichero d'Azerio, chi ha visto cosa c'era in via Anelli o che c'era in via Manara, con appartamenti di 20 metri quadrati affittati 500 euro al mese, sa cosa vuol dire, ha vissuto e come dire, sofferto sulla sua pelle la speculazione finanziaria, la speculazione immobiliare in questa città. Noi siamo andati in case dove c'erano bambini che dormivano in 4 su un materasso per terra, e quando alzavi il materasso sotto c'era 5 centimetri di acqua perché c'era un'umidità pazzesca. Bambini che si ammalavano di malattie bronchitiche, di malattie di apparati respiratori. E questo non è questo è il frutto di quelle scelte e questo delle politiche. Su questo noi siamo intervenuti. Io credo anche con qualche efficacia, perché questo è solo una parte del nostro lavoro. Noi in questa città abbiamo non solo
come dire, garantito a chi non aveva alternative un tetto sopra la testa. Abbiamo anche difeso centinaia, sto dicendo centinaia, di famiglie dagli sfratti, centinaia dal 2010 ad oggi, e lo stiamo ancora facendo, e vi dirò anche di più, perché questo va detto, che molte volte questi sfratti sono fatti nel pubblico, di persone che si trovano in difficoltà per le ragioni più diverse, perché hanno perso il lavoro, perché hanno avuto disgrazie familiari, eccetera. Si trovano, non sono riusciti a pagare, non so, i condomini o le rate condominiali o l'affitto, e vengono sfrattate dall'atere, non solo. Questo accade ancora in questa città. Noi in questo momento stiamo difendendo dallo sfratto numerose famiglie italiane che sono, e di immigrati che sono sfrattate dall'atere, che magari per un periodo di tempo non hanno potuto pagare, adesso magari per coincidenze particolari non hanno potuto pagare, adesso stanno pagando, e anche altri. Guardate che il diritto all'abitare, avere una dignità, no? È un diritto fondamentale che è sancito da questa Costituzione. Cioè, quando noi garantiamo a qualcuno un minimo di dignità e ci battiamo per il diritto alla casa, siamo sul terreno della massima legalità, siamo sul terreno della Costituzione. Chi è fuori dalla legalità è chi impedisce, chi non fa queste politiche, chi sottrae il patrimonio pubblico, chi manda le lettere di slogio alle famiglie che abitano nelle case del comune o dell'atere oppure dei privati. Questa è la nostra battaglia. Noi in questi anni non abbiamo fatto solo questo. Abbiamo fatto di più, perché abbiamo pensato che avendo questo spazio a disposizione fosse giusto riempirlo anche di altre attività, e abbiamo dato vita al nostro sportello sociale. Ogni settimana qua vengono numerose persone, famiglie, eccetera, che hanno problemi diversi e trovano una risposta, un aiuto. Io credo anche di qualificato, cioè nel senso che abbiamo un team di compagni che si occupano di questa squadra, che si occupa di queste cose, insomma, con una certa qualità e con una certa efficacia. La compagna Rossella, c'è il compagno avvocato Pampaloni, c'è Daniela, ci sono altri che lavorano e lo fanno da anni, e facendolo da anni ormai hanno acquisito un'esperienza ovviamente sempre nei limiti dei nostri mezzi e dei nostri strumenti. E comunque questo è un posto importante, perché qua è venuta gente a cui noi abbiamo aiutato a risolvere problemi gravi, come ad esempio semplicemente acquisire un diritto, che è quello dell'invalidità. Sapete quanta gente non sa un cazzo dei diritti che dovrebbe esigere e che sono riconosciuti? Purtroppo molte persone non lo sanno. Noi aiutiamo anche questo e riusciamo qualche volta, spesso, in qualche caso, anche a portare a casa dei risultati. Abbiamo costruito i gruppi di acquisto popolari. Ne abbiamo 3, uno in via Maroncelli, uno in via Palestra e uno qua. Ci sono all'incirca che girano attorno a 150 famiglie padovane. L'altro giorno, e questo è un caso esemplare, è venuto un signore disoccupato da anni, uno che aveva un lavoro autonomo, con la crisi ha perso il lavoro tutto, è venuto a gappa perché trova un formaggio asiago buono a 6 euro al chilo, perché trova il formaggio grana a 8 euro al chilo, perché trova pasta che non è fatta di merda a 40 centesimi al pacco, perché trova mele e altro, insomma, e patate a 50 centesimi al chilo e roba di produzione naturale a chilometro zero, cioè quindi prodotti, insomma, anche di una qualche qualità che noi cerchiamo di fornire, badate bene, a prezzo politico. Noi facciamo quello che dovrebbe fare il comune, facciamo su alcuni prodotti alimentari di prima necessità il prezzo politico, perché là sui beni fondamentali come la pasta, il latte, no? E non solo, noi facciamo un prezzo inferiore a quello che ci costano questi prodotti all'ingrosso, non 0 lire di ricarico, facciamo un prezzo politico, chiaro? Perché riteniamo che se ce la facciamo
se con la solidarietà, con l'auto-organizzazione, con la nostra capacità anche di autofinanziamento è possibile. E poi abbiamo anche il mercatino che viene, qui vengono le persone, un paio di scarpe quasi nuove, 2 euro, un paio di pantaloni, 1 euro, vai se non c'era i soldi anche 2. Magari la Rossella è un po' severa su questo, anche nei regali, la Rossella è un po' qualche volta un po' severa, ma è giusto così, perché poi questo pochissimo, insomma, è anche riutilizzato dalle attività di cui vi dicevo. Bene, naturalmente noi questa cosa la vogliamo difendere, ma non per noi, perché qua c'è uno spazio dove anche, ad esempio, la comunità bengalese, la comunità dei berberi di Padova, gente comune può venire qua e fare una festa, può venire a organizzare un pranzo senza spendere 300-400 euro, pagando solo un contributo per la luce, oppure niente. Qua ci sono 2 associazioni, l'associazione dei Bangladeshi e l'associazione Ronduno, adesso ci sarà la sede anche della rete migrante. Apriremo nuove attività, uno sportello per il diritto alla salute, un altro diritto negato. Apriremo uno sportello e ci prepareremo a costruirlo per affrontare il problema, ad esempio, dei pignoramenti. Guardate, questa è una cosa, per esempio in altre città, compagni nostri lo stanno facendo. Cioè le famiglie che hanno un debito perché per il mutuo, se non sono ancora all'asta, noi operiamo per fare la cartolarizzazione dalla parte del cittadino, del lavoratore. No? Invece andare all'asta a 20.000 euro si vede magari di concordare. Questo potrebbe farlo il comune, potrebbe farlo il pubblico, cioè perché, come dire, costerebbe forse molto meno intervenire con una cifra o con una garanzia a sostegno del recupero dell'abitazione piuttosto che spendere, come fa il comune di Padova, 400.000 euro all'anno per tenere le donne con i bambini, perché i bambini non possono essere messi in strada negli alberghi, sì. Va bene, questo è quanto. Noi stiamo discutendo con il comune ha detto che vuole, come dire, fare in modo che la gente che abita qui trovi un'altra collocazione. Noi abbiamo detto che di questo siamo molto felici, non abbiamo mai pensato che fosse una soluzione dignitosa, è anche molto più dignitosa per certi aspetti. Voglio dire, io penso che gli appartamenti di via Manara o di via Altichero d'Asevio fossero, diciamo, più inabitabili sicuramente dal punto di vista delle condizioni igieniche e di salubrità di quanto può essere un'aula di questa scuola, ma nonostante ciò penso e sono convinto che tutti quelli che stanno qua dentro abbiano diritto a una soluzione più dignitosa per quanto riguarda la vita, non solo loro ma anche tutti gli altri. Quindi noi discutiamo col comune, siamo disposti a confrontarci, ma il tema è esattamente questo. Si esce da qua con una risposta che sia dignitosa. Okay? Dopodiché, per noi, questo rimane un posto importante per questo quartiere, non solo per questa città, perché qua si fanno delle attività sociali importanti. Queste attività sociali importanti che hanno coinvolto centinaia di persone e di famiglie di questa città, di questo quartiere, dei quartieri vicini. Noi la vogliamo continuare. Vogliamo che questo continui ad essere uno spazio di socialità, di mutualismo e di solidarietà. Bene che la gente esca di casa, ma questo spazio deve restare agibile per questo tipo di attività, perché queste attività servono alla città, servono a questo territorio. Grazie.